Do it, do it, do it, do it. Come on. Tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, la trasmissione Penalty che vi accompagna in diretta ogni domenica a partire dalle 19:30 su Sesta Rete, siamo in replica alle 23, in replica anche lunedì mattina a partire dalle 8:30. E vi ricordo anche la diretta streaming su sesterete.org. Salutiamo Ciccio Lametta, con lui insomma avremo modo ancora di parlare di promozione la prossima domenica. Sì. Vuoi salutare? Sì, saluto tutti, auguro anch'io una buona settimana, ci vediamo domenica prossima. Perfetto. E a questo punto, perché dobbiamo parlare di una bella società, e qui Antonio è contentissimo insieme al Bomber, perché parleremo e parliamo subito di questa tutta Catania. Però prima di parlare di questa squadra, noi di Penalty vi abbiamo regalato una cosa particolare, una bella clip, ok? Non vi emozionate troppo, però insomma avremo modo sicuramente di parlare di questa bellissima nuova realtà guidata da Claudio Cammarata, che salutiamo perché oggi insomma non è potuto essere qui con noi perché tutti sanno il ruolo importante dirigenziale all'interno del Calcio Catania e quindi insomma il suo sconforto non poteva essere facilmente abbinabile invece alla sua allegria legata a questo grande successo del tutto Catania. Guardiamoci la clip e poi parliamo appunto con il mister Costa ed il bomber Nicolosi. Tutta Catania che vince il campionato di terza categoria e vola per la prossima stagione nel campionato impegnativo di seconda. Antonio Costa. Sì, questo progetto è partito insomma intorno a settembre perché io ho fatto 3 finali playoff di prima categoria, tutte e 3 perse nella finalissima, quindi stavolta è stato portato bene. Non c'era molta voglia di continuare a fare finali playoff e perderle.
È nato questo progetto parlando con Claudio, avevamo molti ragazzi insomma, che già partecipavano con me nei tornei insomma, di prima. Abbiamo coinvolto Orazio che è reduce da un infortunio abbastanza importante, quindi doveva riprendere un pochettino a giocare e quindi abbiamo iniziato. Eravate comunque determinati già dall'inizio della stagione, sapevi tu che avevi comunque una bella squadra, Sì, la squadra Claudio aveva allestito sicuramente un team importante. La squadra comunque era abbastanza strutturata, non per un campionato di terza categoria, è normale. E i ragazzi hanno accettato questo tipo diciamo così, di prospettiva che gli abbiamo dato e hanno fatto, devo dire, molto bene. Adesso il Molto prossimo anno, insomma, l'appetito viene mangiando, no? Ma questo lo vedremo, vediamo un pochettino, il progetto è anche di avere anche un settore giovanile Certo, a partire dall'anno questo è prossimo, importante, giusto. perché nasce proprio per questo motivo, quindi il fatto che siamo già in seconda deve essere un trampolino per poter far crescere i ragazzini. Rimani col tutto Catania? Ma per adesso ci adesso siamo sì. presi un periodo di riposo, poi vedremo. Insomma, hai allenato in categorie molto più importanti senza nulla togliere chiaramente alla terza categoria. Voglio parlare un attimo con il Bomber, con Orazio Nicolosi. È stata una stagione impegnativa, vabbè tu sei stato anche un po' infortunato, quindi hai giocato poco, ma comunque i tuoi 15 gol li hai fatti. Sì. Quindi sostanzialmente comunque è stata una cosa importante portare questo gruppo, questo team, l'abbiamo visto anche nelle foto, verso questa seconda categoria. Sì, vogliamo portare questa squadra Più in alto a fare possibile. bene, sì. Claudio è contento? Sì. Ma cosa vi ha detto negli spogliatoi quando ha vinto? Niente. Era emozionato? Sì. Sicuramente, anche perché insomma lui vive atmosfere molto più professionistiche, però questa è una sua creatura, no? Antonio, mi confermi? È una sua creatura e quindi Sì, le creature personali poi vengono sempre più... È un progetto che è partito 2 anni fa, 3 anni fa. È quindi, vero. Ripeto, l'obiettivo è quello di puntare molto su quello che è il calcio giovanile. Fa piacere vedere qua i ragazzini perché loro sono quelli che devono fare. È vero. Devono fare Sono molto il nel futuro del calcio. Esatto, quindi noi dobbiamo essere a loro disposizione. Bravo, Questo è mi molto piace questa cosa e soprattutto un in bocca al lupo legato anche alla scuola calcio. Poi c'è Sì. Giovanni qui, insomma, che ne è un esperto importante. Perché non vi abbinate all'Arsenal? Abbiamo condiviso molte cose assieme, anche come allenamenti abbiamo condiviso lo stesso terreno di gioco perché lo stesso spogliatoio perché la situazione dei campi a non Catania. allarghiamo il Ecco, problema dei campi ecco. perché sennò oggi la puntata è già stata Esatto, talmente quindi- piena. quindi ci conosciamo. Va bene, allora rimani con noi chiaramente fino alla Sì, fine certo. perché così poi ci Volentieri. salutiamo. Giovanni, sei contento? Perché io credo che questo abbinamento tuo con l'Arsenal ti ha completamente cambiato visione sul calcio dilettantistico, o sbaglio? Ma no, diciamo è stato un tuffo poi al passato, io ho fatto 2 anni col Perugia, c'era qualcuno del gruppo del Perugia, è passato all'Arsenal e quindi mi hanno coinvolto e devo dire che poi quando ricominci a lavorare nel professionismo cambia veramente È vero, tutto. è vero. Anche con i bambini comunque c'è la professionalità di fondo che fa la differenza. Enzo Buttò, tu hai abbandonato definitivamente l'idea di allenare i giovani, i bambini, no? Purtroppo per ora sì. Perché tu insomma nasci anche con quel Esattamente. progetto. Io nasco al settore giovanile, poi ho avuto, non so, tra virgolette, la fortuna di allenare queste categorie e comunque in questo momento mi diverto, poi magari un giorno quando mi stancherò Si vedrà. tornerò proprio. Benissimo, allora parliamo del campionato di prima categoria, abbiamo le schermate degli 8 gironi in maniera abbastanza veloce, diremo quelli che insomma hanno vinto le partite dei playoff e anche quelli che purtroppo hanno perso i playout e che quindi sono retrocesse in seconda categoria. Parliamo della girone A, lo facciamo insieme a Giulio, lo commentiamo insieme ad Alessio che salutiamo perché ancora non l'avevamo neanche salutato. C'è folla qui in studio. C'è folla, Io saluto oggi in studio tutti, ci si confonde. Saluto tutti i telespettatori. Benissimo, allora vediamo un po' la schermata insieme anche a Giulia e poi insieme ad Alessio la commentiamo in maniera veloce e dettagliata. Equip Comprensorio Palermo, Città di Casteldaccia 3-1.
Quindi in poche parole l'equipe andrà in finale contro, lo vedremo ora subito quando Giulia leggerà il risultato del girone B, e l'equipe continua la sua cavalcata perché mi sembra che siamo alla 7ª vittoria consecutiva contando la regular season. Allora vediamo subito allora la schermata del girone B, così capiremo con chi si scontrerà nel girone finale l'equipe comprensorio di Palermo. Abbiamo già il risultato? Sì. Playoff Prizzi Siculiana 1-4. Quindi col Siculiana. Esatto, un risultato assolutamente a sorpresa perché il Prizzi è stato secondo per tutto l'anno e la Siculiana riesce a fare questo 4-1 incredibile. Passiamo adesso al girone C, vediamo un po' con la schermata insieme a Giulia. Playoff Città di Mistretta Campofelice 2-0. Playout Cerda Giuseppe Macina 3S Brolo 3-1. E a questo punto ottima vittoria, sì. Ottima vittoria per il Città di Mistretta che va alla finalissima con la vincente dei playoff del girone D, mentre saluta il campionato di prima categoria, la 3S Brolo, che retrocede in seconda. Vediamo con chi giocherà, vediamo subito la schermata del girone D sempre del campionato di prima categoria, così capiremo con chi si scontrerà appunto la vincente playoff del girone C. Giulia. Playoff Promende Barcellona 3-0 dopo tempi supplementari, play-out Pro Falcone Orsa 3-0. Quindi col Promende. Col Promende. Benissimo. Saluta il campionato l'Orsa. Benissimo. E adesso il girone D, sempre di prima categoria, anche lì ci sono stati dei risultati un po' a sorpresa o no? Sì. Girone F. Girone D? No. C'è il girone D? No, abbiamo già detto. l'abbiamo letto, quindi appena detto, girone ci F. sarebbe il girone E, dal quale è uscita vincente la C Sant'Antonio già dalla settimana scorsa, che ha vinto 5-2 contro il Calatabiano. Quindi, allora a questo punto l'altro girone, sì, è girone F, playoff, Città di Catania, Città di Randazzo 2-2 dopo tempi supplementari. E quindi Città di Catania ha ragione, per via del miglior piazzamento in classifica andrà ad incontrare la non mai facile gatta da pelare AC Sant'Antonio. Ebbene, adesso il girone G, abbiamo un risultato che ci permette di conoscere la vincente del girone G. Playoff Marina di Ragusa New Pozzallo 1-1 dopo tempi supplementari, playout Frigentine Atletico Militello 0-1. Quindi a questo punto il Marina passa il turno. Esatto. E la sorpresa è il Militello che addirittura si salva. Con una dopo una stagione disastrosa. molto tribolata riesce a mantenere la prima categoria. Mentre nel girone H la partita è iniziata dopo le 18, per cui ancora non abbiamo il risultato, tra Macchitella e Barrese. Mi confermi? Sarà l'avversaria del Marina di Ragusa, la vincente di questo match. Sapete perché vado di fretta? Perché io voglio sentire un po' i ragazzini che sono venuti in studio della scuola calcio Real Catania, voglio parlare anche con Martina di questo progetto che si chiama Arsenal Day. Nel frattempo possiamo far vedere anche la presentazione di questo progetto. Abbiamo una slide dove c'è la presenza di un giocatore importante dell'Arsenal. Come mai vi siete abbinati a questa bella realtà importante internazionale dell'Arsenal? La nostra iniziativa è dovuta a un forte legame di amicizia che ho con il coordinatore nazionale degli Arsenal Soccer School, Stefano Speziale, che mi ha coinvolto, cercava negli anni passati, quest'anno finalmente sono riuscito a coinvolgermi in questa esperienza che davvero è risultata straordinario, fantastica. no? Sì. Vi siete anche divertiti? Ci siamo divertiti tantissimo, siamo stanchissimi ma divertiti tantissimo. Questa è un'occasione di presentazione. Questo sì, in settimana a Roma c'è stato Ljungberg che è l'ambasciatore del settore gioielli dell'Arsenal e hanno presentato diverse attività di cui poi Giovanni è più preparato di me. Sì, Giovanni. Volta che viene in Europa, lui è l'ambasciatore mondiale dell'Arsenal, giocatore famosissimo, è svedese. L'Arsenal ha premiato il lavoro che stiamo sviluppando in Italia facendolo venire per la prima volta in una conferenza stampa in Italia e quindi insomma siamo molto soddisfatti di questo. Bene. Questa è la cosa più importante perché in questa maniera avete dato modo anche ai ragazzini di vivere insomma, l'atmosfera di un calcio anche importante come quello inglese. È la testimonianza di un campione, di un grande campione, di una vero. leggenda. Testimonianza di un grande campione. Voglio conoscere anche cosa ne pensano i ragazzi del Real Catania, i due mister. Abbinarsi ad una realtà così internazionale credo che anche per voi diventa studio. Alfio. Certo, sicuramente è un esempio per noi il fatto di avere Giovanni Garofalo come nostro direttore tecnico, a noi ci fa crescere moltissimo e ci dà delle novità che non conoscevamo assolutamente. Ho capito.
Invece per Mattia l'esperienza sua? Diciamo, io ho avuto la fortuna di partecipare ai camp quest'estate, scorsa estate, Sì? con loro, e devo dire che si respira un'area di professionalità incredibile, abbinata al divertimento. Bisogna parlare però l'inglese. Sì, è chiaro che bisogna... Attenzione che questo è un grande passo per gli allenatori, Bisogna cominciare a comunicare- conoscere bene la lingua inglese aiuta moltissimo anche in prospettiva. E anche per i bambini, Ettore, tra l'altro nei camp si fa un'ora di corso di inglese al giorno, e questa è quindi una cosa applicata al importante. calcio chiaramente, Bene. quindi questo poi fa la differenza. Noi come Real Catania quest'anno probabilmente Avete fatto qualche lezione? inseriremo le lezioni di inglese applicate al calcio. Il progetto si amplia e questa è la dimostrazione che la squadra guidata da Massimo Ruisi insomma vuole veramente creare un progetto diverso dalle Diverso, altre qualcosa squadre, di diverso, dalle altre di scuole qualità calcio. e di diverso. Vogliamo sentire un po' i ragazzini che non li abbiamo sentiti? Allora, vediamo un pochettino. Intanto cerchiamo di conoscerli, con la telecamera li incominciamo a seguire uno per uno. Avete il microfono, non vi emozionate, vogliamo sentire il vostro nome, il vostro cognome e anche il ruolo. Che ruolo avete in squadra? Allora, tu sei? Kevin, Sandro Cito, sono seconda punta. Seconda punta. Benissimo, perché c'è anche una prima. Vabbè. Poi, tu sei? Antonuzzo Samuel, destro. Destro, cioè attaccante, difensore? Attaccante, vabbè. Tu sei invece? Flavio Ruisi, Ruisi. e sono centrocampista sinistro. Centrocampista sinistro, bene. Poi? Gaetano Scire, centrocampista centrale. Ah, bene, centrocampista centrale. Io conoscevo tuo papà che faceva il difensore centrale ed è rimasto a fare il difensore centrale. Mentre invece tu sei? Francesco Ungaro, centrocampista. Centrocampista. Bene, vedo che sono preparatissimi ragazzi. Allora passami un attimo il microfono e sentiamo un altro componente della squadra del Real Catania, perché poi vediamo anche qui in studio 3 componenti della Sportland. Tu sei? Gianluca Campitelli, difensore centrale. Difensore centrale. Benissimo, passiamo il microfono ai tuoi compagni. Mario Piazza, difensore centrale. Difensore centrale. Avete portato tutti i difensori, eh? Alessio Roselli, difensore centrale, centrocampista sinistro. Benissimo. Davide Saraceno, terzino sinistro. Terzino sinistro. Primo non prenderla, Prima non prendere, insomma avete fatto una squadra sulla difensiva oggi, va bene lo stesso. Quindi credo che sia una bellissima soddisfazione, Giovanni, no? Il fatto che questi ragazzi comunque mettono questo entusiasmo che poi lo trasmettono anche agli allenatori, ai dirigenti. Sì, no, devo dirti, oggi sono stato lì dalla struttura di Martina dello Sport, è stata veramente una giornata fantastica. Cioè come si è svolta la giornata? Abbiamo 30 secondi per capire bene. La giornata si svolge, questo tra l'altro è un po' un assaggio di quelli che sono gli Arsenal Camp, l'Arsenal Day, Sì. cioè, quindi è un giorno di camp nella tua città. Con i tecnici specializzati dell'Arsenal. Certo, con gli inglesi chiaramente, con gli inglesi, il nostro coordinatore nazionale ed io che sono il coordinatore Ecco spiegato regionale. perché dovete fare anche la lezione di inglese. Ma i sono- ragazzini sono sono- pronti a sono- studiare l'inglese, Martina? Sì, oggi cercavano di capirsi e di tradurre quello che il mister Ma diceva. tra l'altro io ho fatto un po' di translation nei primi 2 minuti, poi dopodiché vanno da soli, perché il linguaggio del calcio credo che sia È un vero, linguaggio è universale, è universale. Comunque dicevo, si lavora su degli obiettivi tecnici, sul tiro, sul dribbling, sul passaggio, insomma a giro tutti gli allenatori hanno tutti i bambini, ruotano e poi solitamente al pomeriggio, in questo caso l'hanno fatto nella seconda parte della mattinata, ma non è che si fa nel pomeriggio, si fanno le cosiddette sfide, quindi sono delle sfide sul fondamentale che hai curato la mattina, al pomeriggio sono delle sfide. Il tutto come gioco però. Sì, il tutto come gioco. questo Devo dirti una cosa ricordiamo. importantissima. Sì, sfide, the challenge lo chiamano loro, chiaramente. E devo dirti una cosa importantissima è pure che alla fine degli Arsenal Camp, nell'Arsenal Day, non so se, non credo che ci sia Martina, stato, ci si dai dà conferma? la medaglia fair play, lo tengono bene. tanto, No, il giocatore... Non c'è nell'Arsenal No, Day. nell'Arsenal Day no, negli Arsenal camp, Camp sì. e nei tour che durano 3 giorni sì. E questa cosa per loro è importantissima, cioè per loro è davvero importante il giocatore fair play. Da noi a volte in Italia è considerato quello che magari non è bravo a giocare, gli danno... invece per loro fa parte della bravura del calciatore. Ma infatti noi abbiamo inserito all'interno della nostra trasmissione alcune immagini di grandi campioni perché servono proprio da esempio per i ragazzini. È noto che tu inserisci sempre Sì, grandi è campioni voluta, anche di è fair play, voluta da questa Baresi cosa, è voluta perché così i a Cruz. ragazzi riescono a immedesimarsi nei grandi campioni che sono stati e lo sono ancora tuttora dei grandi esempi per il calcio mondiale, non soltanto per loro.
Bene, siamo quasi in chiusura, io do 15 secondi a tutti, in modo che così insomma, abbiamo modo di chiudere alla grande la puntata odierna, che secondo me è stata simpaticissima perché abbiamo avuto tantissima gente, la puntata odierna di penalty. Allora, iniziamo con i due allenatori della scuola calcio Real Catania, guidati dal punto di vista tecnico dal qui presente mister Giovanni Garofalo e da Massimo Luisi. Mattia ed Alfio, il vostro obiettivo principale in pochi secondi è soltanto ed unicamente di imparare il calcio in maniera giocosa. Stop. Sì, dare delle regole a questi bambini che chiaramente, essendo ancora troppo piccoli, non hanno ben chiaro come bisogna però ci siete comportarsi. apposta, Però ci no? siamo noi apposta. Alfio dice sì, perché giustamente con il gioco e con i giochi di gruppo soprattutto dare loro questi. Alfio, tra l'altro, se non sbaglio, tu hai una squadra un po' più alta di categoria. Sì, io ho i pulcini. Tu hai i pulcini, sono già, un po' più grandetti. Un po' più grandetti dei piccoli amici. Dei piccoli che invece, amici. Mattia guida. Martina, allora Sportland non farà insomma la squadra dei grandi, continuerà a lavorare con i giovani. Con i giovani, e volevo dire che noi da un mese a questa parte facciamo parte della delegazione di Catania e quindi giocheremo i campionati della quinzona vostra, quindi è un pregio per noi. Non so che se saranno contente le altre società, perché so che a livello giovanile siete una Siamo bella realtà e quindi insomma saranno poco Noi contenti. ci siamo già scontrati e ci incontreremo la settimana prossima. Benissimo, allora passiamo al tutto Catania e salutiamo ancora una volta il presidente che non è presente oggi, Claudio Cammarata, speriamo di averlo nelle prossime settimane. Salutiamo Antonio nella speranza che anche lui il prossimo anno crei un progetto anche giovanile. Speriamo, noi ce lo aspettiamo da tutti e ci stiamo mettendo tutti i mezzi, quindi Benissimo. speriamo. Orazio, il prossimo anno confermato tutta Catania oppure qualche altra squadra? Con il mister. Ah, con il mister, c'è questo amore con il mister, vabbè, succede perché soprattutto i bomber si legano tantissimo al proprio allenatore. Giovanni, che dirti, Real Catania, Arsenal, voglio dire, il calcio dilettantistico l'hai abbandonato, ti stai catapultando a 360 gradi solo con i bimbi? No, non l'ho abbandonato, però ho deciso di prendere in considerazione solo dei progetti seri perché nell'ultimo periodo si vedono... Vieni da un'esperienza negativa? Vengo da un'esperienza negativa, diciamo. sì, e si vedono troppi personaggi che magari col calcio non hanno molto a che fare, quindi se arriva una bella proposta la prenderò in considerazione. Se no, eventualmente se no, c'è questa il bella mio realtà. paradiso comunque c'è. È vero. Mentre invece con Enzo Buttò in chiusura, che dire, la prossima stagione di nuovo Sporting Via Grande? Ancora è presto. Ancora è presto. Però vediamo. Arriva l'estate, ci guardiamo attorno, poi vediamo. Insomma, qualche richiesta so che non ti manca, eh? Grazie Lo al sai cielo. tu. Grazie al cielo, insomma, hai fatto bene, hai salvato una squadra che non era partita indubbiamente con i pronostici, si è organizzata strada facendo, però poi alla fine hai assestato il colpo della sicurezza della stabilità. C'è da mettere in considerazione che noi abbiamo saputo il ripescaggio il 17 agosto. E quindi notevolmente in ritardo. Bene, abbiamo chiuso la puntata odierna di Penalty, salutiamo tutti i ragazzini che sono stati presenti, vi voglio fare io un applauso, ma fatevelo anche voi, perché sono stati il colore ed il calore di questa trasmissione che ritornerà naturalmente la prossima settimana. Salutiamo anche Alessio, con lui parleremo ancora di play-off e play-out di prima categoria anche fra 7 giorni. Esatto, Ettore, una buona settimana a tutti i telespettatori. Benissimo, e salutiamo anche Giulia Bonaccorsi, con Grazie, lei anche Ettore. naturalmente l'appuntamento alla prossima settimana. Anche io saluto i nostri telespettatori e auguro un buon inizio settimana. Infatti. Grazie. Noi ci vediamo, se volete, con Penalty fra 7 giorni precisi, domenica prossima a partire dalle 19.30, siamo in replica anche alle 23, in replica anche il lunedì a partire dalle ore 8, la puntata che avete appena visto la potrete vedere anche sulla pagina Facebook di Penalty a partire da domani e se volete comunque domenica prossima anche in streaming siamo presenti attraverso il sito www.sestarete.org. Arrivederci a tutti e appuntamento alla prossima settimana.